Nuovamente lo spazio dedicato al sindacato, alla CGIL. Vi ricordo naturalmente, se avete questioni, domande, interrogativi per i nostri ospiti, di telefonare. Allora, ben ritrovati a Sara Pasqualin e Luigino Tasinato, che sono segretaria e segretario dello SPI, vale a dire il sindacato pensionati della CGIL. Ma i temi sono tanti, Sara, oggi, perché al di là di questo noi parleremo tra poco di contrattazione sociale e legge di non autosufficienza principalmente, ma oggi è stata anche una giornata di mobilitazione, nei telegiornali di questa sera lo mostreremo, perché in Piazza dei Signori c'è stato anche un momento di incontro con la stampa in seguito all'incontro con il prefetto che avete avuto per parlare di sicurezza sul lavoro, perché lo abbiamo visto, è inutile spiegarlo, in questi giorni è stato un ulteriore stillicidio purtroppo di vittime in Italia, ma sappiamo che la nostra regione purtroppo non è per niente esente da questo dramma. Abbiamo avuto un ennesimo morto sul lavoro pochi giorni fa. Allora, com'è andata e cosa avete chiesto al prefetto, Sara? Beh, la situazione sulla sicurezza è sempre drammatica. Ne parlavamo giorni fa, insomma, per un morto che è avvenuto qui nel nostro territorio. Sicuramente la notizia dei giorni passati, insomma, dei morti su quell'appalto dell'Esselunga rimuove tutte le discussioni a livello nazionale, però il problema non è la discussione, il problema è che bisogna affrontare questa situazione, insomma, e cercare di trovare delle soluzioni. Oggi in modo particolare CGIL e UIL con le categorie degli edili e dei metalmeccanici sono andati a parlare con il prefetto per cercare di intervenire su questa situazione per avere delle risposte. Una piattaforma che in realtà è stata presentata anche abbiamo già presentato anche unitariamente a livello nazionale, perché la questione degli appalti è comunque sempre molto drammatica e anche molto drammatica nel nostro territorio, insomma. Quindi in realtà un'attenzione, maggiori controlli, maggiori esigenze di fare una serie di classifica, mi viene da dire, tra quelle aziende che rispettano le regole, che fanno formazione, che cercano di rispettare quelle che sono le norme, e d'altra parte quelle aziende che non sono in quelle condizioni lì, e cercare di intervenire con quelle aziende là, ecco. Destinare delle risorse alla formazione, destinare delle risorse ai controlli che devono essere assolutamente fatti, e intervenire per sensibilizzare. Se questi step non vengono fatti sarà sempre più complicato parlare di cultura e sicurezza, perché la cultura di sicurezza per il mondo del lavoro lo fai sì con tutta una serie di attività che si fanno di sensibilizzazione, ma dall'altra parte anche con l'investimento di risorse per cercare di risolverlo. Se no abbiamo sempre quello che avviene, morti sul lavoro, e di conseguenza famiglie che si trovano in situazioni drammatiche. Certamente, oggi appunto era stato indetto uno sciopero di 2 ore delle categorie, no, di metalmeccanici e edili, proprio quelli più interessati. Oggi si fa uno sciopero in uscita su queste 2 ore, proprio per quello stamattina queste categorie si sono mosse per andare a parlare col prefetto, perché c'è l'esigenza di continuare a dare un segnale forte e di sperare di ottenere delle risposte. Certamente, lei appunto parlava di formazione, perché poi c'è un problema anche appunto di mancata formazione di questi lavoratori e di una facilità che è alle volte disarmante nel veder succedere queste tragedie, no? Al di là di Firenze, che è un po' particolare, lì è crollato un pilone, insomma c'è una situazione più approfondita, ma tante volte anche nel nostro territorio vediamo, tanto in agricoltura quanto in azienda, degli istanti fatali. Firenze è sicuramente l'apice, perché si sono verificate una serie di situazioni, ma le serie di situazioni sono dovute anche al fatto di una gestione di appalti e di subappalti non controllati. Sì. E quindi questo è sicuramente una cosa, su cantieri così grandi, è una cosa che non ci si può permettere, insomma. È vero, nel nostro territorio abbiamo aziende più piccole, realtà diverse, però gli incidenti avvengono anche da noi. C'è una superficialità nell'attenzionarsi, mi viene da dire, quando si va a lavorare. Noi abbiamo fatto oltretutto venerdì scorso un'iniziativa anche con le scuole, la scuola edile, proprio per intervenire in questo, cioè per dare un segnale, per dire: ragazzi, quando si va a lavorare la testa deve essere sulle spalle, in primis di chi va a lavorare, ma poi soprattutto deve
pretendere che nel cantiere piuttosto che nel suo luogo di lavoro ci siano tutte quelle misure di sicurezza che servono a garantirsi di tornare a casa la sera, perché di questo stiamo poi parlando. Sì. Allora andiamo agli argomenti di questa nostra puntata di oggi, dedicata appunto alla contrattazione sociale e alla legge di non autosufficienza, ma in generale all'assistenza sociale. Parliamo nella fattispecie magari di anziani nello specifico, ma poi sono temi che riguardano un po' tutti. Allora, la contrattazione sociale, Sara, è un confronto, una discussione insomma continua con gli enti, con le amministrazioni locali per fare in modo che ci siano nel territorio, vengano erogati i servizi necessari e nella qualità, nel livello che si ritiene ottimale. Sì, sembra una cosa scontata, però in realtà anche nella nostra Marca Trevigiana ci sono tantissimi comuni e l'attività che viene fatta dallo SPI, appunto, unitariamente con CISL e UIL, di andare a discutere con il comune determinate questioni che riguardano prettamente la partita economica e la partita sociale, servono poi a dare delle risposte concrete alle persone nei territori. Quindi questa attività che viene fatta ogni anno, noi abbiamo già cominciato a farla in questi giorni, perché c'è anche il problema quest'anno che molti dei nostri comuni vanno al rinnovo delle amministrazioni, però è un'attività che è necessaria perché ti dà veramente il polso della situazione di quelle che sono le condizioni nei territori. E le condizioni nei territori non riguardano esclusivamente gli anziani, questa è una cosa che dobbiamo ricordarci tutti, ma molti che sono anche a casa lo sanno benissimo, perché si parla di anziani come soggetti fragili, però poi l'anziano è nel contesto familiare, quindi di conseguenza la famiglia deve fare determinate scelte, si trova a gestire determinate situazioni e spesso e volentieri il punto di riferimento più diretto che hanno sono gli assistenti sociali nei comuni piuttosto che le strutture sanitarie del territorio, e questo esiste perché c'è una modalità di discussione che mette insieme, mette in azione tutta una serie di strumenti che danno delle risposte. Però non è scontato, perché nella nostra regione la partita sanitaria è una questione regionale con indicazioni nazionali, però la partita di assistenza proprio sociale nasce proprio dall'esigenza di avere risorse nei territori. Cos'è la contrattazione sociale? Noi andiamo nei comuni e si discute di tutta questa serie di questioni, di quelli che sono i servizi che il comune mette a disposizione, di quelli che sono gli investimenti che vogliono essere fatti nel territorio. Quindi gli investimenti che possono essere strutturali, mi viene da dire le strade piuttosto che degli edifici, piuttosto che le scuole, piuttosto che gli asili nido, però poi c'è anche tutta la questione economica, nel senso che si va a trattare dei redditi esenti dei redditi esenti che non devono pagare la tassa comunale e quant'altro, insomma si va a cercare di dare delle risposte concrete a quelle che sono le esigenze delle persone. La contrattazione sociale è fondamentalmente questa cosa qui, insomma. E che quadro state trovando, magari anche rapportato agli anni scorsi? Avete ricominciato anche in questo 2024 questo percorso, anche l'anno scorso avevate battuto praticamente a tappeto tutta la Marca Trevigiana perché voi cercate di completare, no, tutta l'area geografica della Marca, ma via via negli anni c'è sempre più difficoltà da parte dei comuni a dare risposte. Ecco, diciamo che sì, nel senso che questa è un'attività che viene fatta annualmente, poi Luigino, che è molto più dentro di me sul pezzo, può anche lui dare il suo contributo. La verità è che si stanno togliendo delle risorse ai comuni perché c'è una difficoltà e ci sono degli strumenti che non sempre vengono attivati dai comuni, perché si entra in un meccanismo, tra virgolette, di ricatto, nel senso che, ad esempio, l'evasione fiscale, tutte queste questioni qua, che sarebbero risorse che il comune potrebbe portarsi all'interno delle proprie casse comunali, non sempre vengono gestite perché c'è poi il ritorno elettorale nel territorio. Quindi sono questioni che noi di volta a volta affrontiamo sul tavolo, ma sono questioni che capiamo benissimo anche dall'altra parte del tavolo la difficoltà nell'intervenire. Anche perché si è parlato tantissimo anche in questi mesi di PNR, di risorse che arrivavano nei nostri territori, e molti comuni hanno anche presentato dei progetti,
Però poi c'è la partita, da una parte la questione burocratica della realizzazione di queste opere e dall'altra parte l'esigenza di incastrare tutto in un sistema nel quale, e noi continuiamo a dirlo in ogni occasione che ci troviamo, è una situazione sociale veramente complicata, perché le famiglie sono in difficoltà per tutta una serie di questioni, dall'aumento dei costi della vita alla questione della gestione proprio familiare, perché spesso e volentieri, come diciamo ogni volta, le famiglie hanno due persone che lavorano, marito e moglie che lavorano, i figli che vengono gestiti da un welfare prettamente legato ai nonni, e quindi ci sono tutta una serie di questioni che devono essere affrontate nei territori. Il Comune ha questa difficoltà e i sindaci e le amministrazioni comunali sono, come dicevo prima, il primo punto d'incontro per il cittadino, e non sempre da loro si ha tutte le risposte necessarie per il discorso che dicevamo anche prima, insomma, dell'esigenza delle risorse per mettere in campo le cose. Quello che vediamo noi è che c'è una buona apertura. Treviso è una realtà nella quale lo SPI riesce a incrociare buona parte delle amministrazioni, riusciamo anche a confrontarci con qualcuno molto meglio, con qualcun altro magari un po' con maggiori difficoltà, però c'è una tendenza a rispondere alle priorità e non a ragionare sull'ottica di un futuro. Il futuro sarà una programmazione con ampio respiro, ci darebbe l'opportunità di fare degli interventi più mirati e più strutturali probabilmente. Tasinato, non è nella tradizione fare programmazioni a lunga scadenza, mi pare. L'impressione solita è che si arrivi a ridosso dei problemi e poi si cerchi di uscirne nel miglior modo possibile. Adesso faccio un esempio banale, siamo davanti a questa glaciazione, chiamiamola pure demografica, con un futuro, con un aumento naturalmente degli anziani significativo, importante. La programmazione andrebbe fatta sulla base anche di questa previsione, ma già nell'oggi, quando si va a contrattare, la coperta è corta e le famiglie o da una parte o dall'altra possono farcela, no? Sì, allora, per provare a fare un minimo di quadro, che la società in questo paese stia invecchiando è fuori discussione. Solo nella nostra provincia, su un totale di 877.000 abitanti, la popolazione anziana, cioè quella intesa oltre i 65 anni, è 203.000 abitanti, quindi siamo oltre il 20%, siamo circa il 20%, insomma. Scusate, siamo oltre il 20%. E quindi che il problema ci sia è pur vero. Che il problema per affrontarlo richieda risorse è altrettanto vero. Che lo stesso problema ci sia anche a livello nazionale è altrettanto vero. Quindi il primo tema da affrontare è, come dire, rispetto anche a tutte le buone intenzioni che dopo dirò che ci sono, è come si fa a recuperare le risorse necessarie per garantire a questi cittadini, molti dei quali non autosufficienti, perché non tutti gli anziani, per fortuna, sono non autosufficienti, ce ne sono moltissimi che anzi fanno volontariato e danno una mano a risolvere il problema, dopo magari ne parliamo, ma una buona fetta di questi, 3,8 milioni di anziani in questo paese, sono non autosufficienti, totalmente o parzialmente non autosufficienti, quindi hanno bisogno di assistenza. Ora, dopo una decina di anni che il sindacato tutto insisteva con i governi, anche quelli di centrosinistra, nel senso che non è che poi la situazione lì forse, perché il problema sono sempre le risorse, però diciamo così, in qualche modo si era un pochettino più sensibili. Il governo Draghi, ci è voluto un governo tecnico, ha licenziato in Consiglio dei Ministri e poi è anche passato in Parlamento un disegno di legge, una legge delega, la legge 33 del 2023, che finalmente si occupa di non autosufficienza, proprio in particolare, individuando sostanzialmente 4 temi: la prevenzione,
che è importantissima, perché si diventa non autosufficienti anche perché non si fa prevenzione, perché si fa magari un po' di prevenzione, ma costruita e specifica, forse non dico che non lo si diventa, ma si ritarda o si diminuiscono le possibilità. Quindi la prevenzione, poi per chi è parzialmente non autosufficiente, anche un'idea di, come dire, coabitazione sociale, messa in comune di alcuni servizi e quindi anche magari con l'utilizzo anche del grosso aiuto che dà il volontariato, anche le persone stesse anziane magari che sono più autonome, che possono in qualche modo fare quello che abbiamo chiamato invecchiamento attivo, che è un progetto di aiuto reciproco fra le persone definite anziane. Quindi nuove forme di questo tipo. Poi il terzo tema è la valutazione con un termine brutto, multidimensionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che la persona non autosufficiente non ha bisogno solo delle cure, ha bisogno anche di tutta una serie di altri servizi che non sono vera e propria cura, a partire dalla socializzazione con le persone per uscire dall'isolamento e per uscire da questa parte qui. E quindi l'introduzione, come dire, di un sistema l'hanno chiamato PUA, i punti unici di accesso, in cui la persona non autosufficiente può rivolgersi alla struttura e la struttura fa una valutazione multidimensionale proprio di tutti i bisogni di questa persona e magari lo indirizza facendo anche sinergia, perché poi ce ne possono essere, e quindi mettendo a sistema tutti i servizi che siano sanitari, che siano sociali, che siano anche quelli del volontariato, perché anche l'inserimento e l'inclusione sociale sono... Quindi questa legge affrontava queste cose. Per ultima, ma non ultima, la questione, come dire, economica, nel senso che quando uno diventa non autosufficiente, anche solo pensare alla badante, si pensa a una spesa complicata per le famiglie, quindi capire come si riesce a far fronte a queste necessità, mettendo insieme anche tutti gli altri servizi, perché se per esempio una persona non autosufficiente ha bisogno di una badante, magari solo per la compagnia piuttosto che per lavarlo la mattina, perché non è in grado di lavarsi, se questa persona fosse inserita in un co-housing, in un contesto di abitazione sociale, magari una badante o un badante può essere condiviso fra varie persone e quindi riducendo anche il sistema di spesa. Ecco. Tutto questo la legge lo ha previsto e ha, come è di consuetudine in questo Paese, poi delegato il governo a fare i cosiddetti decreti attuativi, i quali devono anche trovare le risorse per. Ora c'era tempo fino al 31 gennaio 2024 e in teoria i decreti attuativi previsti dalla legge sono una quindicina. Ne è stato fatto uno solo, che in teoria ne avrebbe riuniti 3 o 4, ma il problema vero è che è stato fatto a risorse invariate. Cioè, come dire, io questa roba la attuo, ma la attuo senza metterci un soldo. Bisogna che troviamo i soldi nel sistema e quindi siccome c'è un fondo a ripartizione sanitario per la non autosufficienza, hanno semplicemente tolto i soldi da una parte per metterli su quell'altra, il gioco delle 3 carte, non mettendo un euro in più su questa cosa. E quindi è chiaro che questa roba resta e resterà sulla carta e non funzionerà, perché addirittura, siccome costruire i sistemi costa in termini organizzativi senza che questi producano risultati, se io tolgo risorse dove ci sono per andare a costruire sistemi nuovi, rischio di non far funzionare il sistema nuovo perché non ha sufficienti risorse, ma anche mettere in crisi quello esistente perché gli tolgo risorse. Ma aspetta Luigino, perché allora... Questa è la realtà. Sì, molto bene. Allora, come al solito, un quadro incoraggiante. Questi soldi spostati, no? Ma allora, questa nuova legge, quantomeno, tolto che mancano i decreti attuativi, tranne uno, abbiamo capito, ma permetterebbe, domanda da profana, di spenderli meglio, comunque i soldi che già ci sono, ottimizzerebbe l'uso dei soldi dedicati alla non autosufficienza? Quelli attuali? Sì. No, guardi,
Guarda, attualmente i soldi dedicati alla non autosufficienza sono all'incirca 1 miliardo di euro, che vorrebbe dire che se io lo suddivido per i 3,8 milioni di soggetti non autosufficienti sono all'incirca 60 centesimi al giorno che andrebbero a persona. Non credo che con 60 centesimi al giorno si possa dire che si mettono in atto tutte le cose. Quando è nata questa legge era nata con l'idea di come dire, finanziare questo settore della popolazione in maniera tale da come dire, consentire lo sgravio poi anche di altri servizi che non fanno parte di questa cosa, perché se l'anziano non autosufficiente è ben seguito, in qualche modo può stare a casa, non pesa nei pronto soccorso, negli ospedali, non va in casa di riposo, e qui c'è tutto un tema da aprire, perché una delle idee è di, come dire, una parola che non mi viene mai, deistituzionalizzare le persone, nel senso che una persona che è parzialmente non autosufficiente, se potesse starebbe a casa sua, basterebbe magari mandargli a casa l'infermiere o mandargli a casa l'OS, la persona che gli dà una mano e poi se ne sta tranquillamente a casa sua. Se però non ci sono le risorse per pagare questa persona, ecco che questa persona attraverso tutto il circuito va a pesare nel numero delle persone che sono in casa di riposo con il costo della regione che è quello che è. Sapendo anche qua che c'è un ulteriore problema, che la regione copre il 50% circa della spesa e quindi quando uno va in casa di riposo deve pagarsi l'altra metà della spesa, vuol dire dai 1.500 ai 2.000 euro al mese, perché un posto letto in casa di riposo va dai 3.500 ai 3.700 euro al mese. La regione ne dà 1.500 circa. Inciso, noi stiamo anche facendo gli incontri con le case di riposo e vista l'inflazione anche loro hanno aumentato i costi e siccome abbiamo chiesto alla Regione, altro tema, di adeguare la quota, la Regione ha risposto picche perché non ci sono le risorse e quindi le case di riposo per mantenere i bilanci in ordine come devono fare, cosa hanno fatto? Hanno aumentato le rette alle famiglie e quindi c'è un 20, 15, 10, 15% in più di spesa a carico delle famiglie per tenere i parenti in casa di riposo. Se poi qualche famiglia decide di portarlo a casa, la famiglia risparmia, ma fa peggio, perché la casa di riposo è strutturata per funzionare a regime con i posti letto pieni. Sì. Meno persone sono in casa di riposo, più si va a incidere sul bilancio in termini di costi e più si va a aumentare i costi di chi ci è, quindi c'è un circolo vizioso. Ecco, su questo la legge poneva una pezza dicendo appunto che bisognava costruire un sistema. È chiaro che se si vuole portare a regime il sistema e magari a regime risparmierà anche dei soldi, bisogna, come tutte le cose, investire, ma se non si vuole investire è difficile che i miracoli accadano, insomma. Sì. Allora, noi andiamo in pubblicità, dopo chiederò a Sara, anche lei appunto un punto di vista su questa legge, perché bello che prima che Tasinato cominciasse a fare il quadro di quello che ancora manca, volevo dire, bene, a marzo ci saranno già dei risultati di questa legge, questi sono i risultati ai noi. No, qualcosa c'è, speriamo che ci sia, però non è sicuramente... Aver intrapreso la strada è già qualcosa, è evidente, e naturalmente poi anche in questo paese trovare i soldi è sempre il problema. Allora, noi andiamo rapidamente in pubblicità, poi torniamo e naturalmente ricordatevi che potete chiamare eventualmente per porre degli interrogativi. Eccoci qua, ritorniamo in diretta da studio, siamo con gli ospiti della CGIL per lo spazio dedicato al sindacato. Ringrazio di nuovo Sara Pasqualini e Luigino Tasinato, rappresentanti dello SPI, quindi il sindacato pensionati, ma le tematiche ormai che riguardano i pensionati riguardano un po' tutta la popolazione, questa è la verità. Allora, con Luigino Tasinato abbiamo fatto il punto, Sara, sulla legge sulla non autosufficienza che ha ancora necessità di prendere la corsa in questo cammino che ha intrapreso e questo purtroppo è un problema in questo momento. Ma il problema della legge di non autosufficienza è il problema di tantissime leggi. Noi prendiamo il percorso corretto perché dopo anni e anni di discussione si capisce l'emergenza e si cerca di intervenire, lo diceva bene prima Luigino, finalmente un governo ascoltato, ha convocato le parti sociali, ci ha ragionato, ha provato a mettere una bozza
importante. Dopo, come ben sappiamo, in questo paese, successiva alla legge, devono esserci i decreti attuativi, che sono quelli che mettono la benzina alla legge, perché deve esserci appunto la parte economica che garantisce le gambe perché la legge funzioni, e lì si blocca il sistema. Perché? Perché nelle leggi di bilancio c'è sempre l'emergenza di mettere risorse da altre parti, di rispondere a esigenze di altri, e di fare i conti, e sappiamo e lo vediamo bene che negli ultimi anni il taglio che viene dato è quello al mondo sociale. E per mondo sociale noi intendiamo tutta una serie di cose, lo abbiamo detto prima nei servizi, di rispondere alle esigenze appunto dei soggetti più fragili, che principalmente sono anziani, ma non sono solo loro, perché se mi viene da dire che un altro taglio viene fatto nell'istruzione, mi viene da dire che non stiamo neanche investendo nelle nuove generazioni. Quindi in realtà è un cane che si morde la coda. Sembra un esempio stupido, però in realtà funziona così, perché quando tu inizi a spostare da una parte all'altra senza programmare un intervento mirato, rischi solo di far passare il tempo e che le cose peggiorino. Così lo abbiamo anche nel mondo del lavoro degli attivi, perché il fatto che non ci siano i rinnovi di contratti, non si dia economicità alle persone che lavorano, riducono poi gli introiti dentro alle casse dello Stato, e di conseguenza, non essendoci introiti, poi non ci sono investimenti a società. Mi viene da dire, una persona che non è messa nelle condizioni di spendere non spenderà mai, e in automatico non alimenterà mai il sistema di benessere del territorio. Senza dubbio. Allora, Tasinato, abbiamo parlato di questa legge di non autosufficienza, poi c'è il quadro dell'assistenza sociale territoriale. Facciamo un punto magari e soprattutto come dovrebbe funzionare questa assistenza sociale dei cosiddetti ATS, che sono gli ambiti territoriali. Allora, faccio un passo indietro, perché prima non ho detto una cosa che è fondamentale sempre sulla non autosufficienza. Nel senso che la legge prevede anche un contributo che è anche, come dire, consistente, di 850 euro mensili dedicato al lavoro di cura che di cui le persone non autosufficienti necessitano. È proprio scritto così. Il decreto attuativo ha dovuto fare questa cosa, ma proprio perché doveva pescare le risorse interne senza mettere nessun'altra risorsa, ha messo, per dare questa cosa, dei paletti strettissimi, e cioè situazioni gravissime e ISEE bassissimi. Il calcolo che facciamo noi è che su 3,8 milioni di persone in Italia che hanno problemi di non autosufficienza, chi più chi meno, solo 24.500 prenderanno questi 850 euro. Voi capite che la cosa è... Quindi i principi ci sono, poi il problema vero è che non ci sono o non si vuole, forse è meglio così, dedicare risorse a questa cosa, perché le risorse servono magari per altro, e visto che siamo in campagna elettorale, lo dico anche, servono magari a finanziare le campagne elettorali, a dare le mance elettorali, come si dice, a determinate categorie, perché poi queste portano il voto. Detto questo, l'altro, per arrivare alla domanda, allora anche questo è un tema molto grosso. Parlando sempre di servizi sociali, i servizi sociali di questo Paese sono gestiti in parte dall'ASL, per quello che riguarda la parte, in questo Paese, in questa regione, perché nel Paese poi è diverso, in questa regione, nel Veneto, sono gestiti, perché la sanità è regionale e quindi bisogna anche confrontarsi con una politica locale, e sono gestiti in parte dalla ASL per quello che riguarda l'intreccio del sociale col sanitario, il cosiddetto sociosanitario, e in parte dai comuni per tutto quello che riguarda il sociale che non è collegato al sanitario. Penso agli asili nido, penso a tutta una serie, agli aiuti per le persone povere, ai tavoli alla povertà e tutte queste cose qua, che sono comunque servizi sociali. Ecco, tutta questa fetta di servizi sociali nel resto d'Italia non è gestita a livello comunale, ma è gestita a livello di, come dire, di comprensorio, di gruppo, di associazione fra comuni. Si chiamano ambiti territoriali sociali. Ok?
Questi ambiti territoriali sociali, in sigla ATS, avrebbero il compito di coordinare tutte le risorse che i comuni destinano al sociale e, come dire, fare sinergia nell'erogazione dei servizi. Queste cose funziona già in tutto il resto d'Italia. Nel Veneto, per scelta politica, adesso io non voglio dire che sia stata giusta o sbagliata, per scelta politica, questa cosa, quando è uscita la legge nel 2000 lasciava la libertà alle regioni di decidere, il Veneto ha deciso che tutto quello che riguarda il sociosanitario lo faceva la ASL. Non a caso noi abbiamo USSL, non USL come in Emilia Romagna o in Toscana, perché la ASL del Veneto è sociosanitaria, mentre le altre sono solo sanitarie e il sociale lo fa l'ATS. Ecco, siccome però siamo entrati, come dire, in meccanismi di finanziamento anche europei e la prova generale è il PNRR, e quando arrivano soldi che sono da fuori si fa riferimento alla legge nazionale e quindi tutti i soldi del sociale arrivano all'ATS. Per 19 regioni d'Italia non c'è stato nessun problema, per il Veneto c'è un problema, nel senso che l'ATS non c'era. E allora lo si sta cercando di fare, cercando di mettere d'accordo, come dire, i comuni che sono molto spesso campanilisti, nel senso che casa mia faccio quello che voglio mio, nel Veneto è un detto molto famoso. E qui invece si tratta di condividere risorse, soldi, dentro a un meccanismo in cui ci sono, per esempio nel VEN, quello di Treviso, il VEN 9, Veneto 9, ATS, ci sono 32 comuni, 34 forse, e questi 34 comuni devono lavorare insieme per gestire i servizi sociali. Non è una cosa semplice. C'è un comune capofila che è il comune di Treviso che dovrebbe fare da ente coordinatore, cioè incassare i soldi e poi redistribuirli non ai comuni a pioggia, ma dentro ai progetti sociali dei comuni, che i comuni devono fare e devono presentarli all'ATS. Capite che è una struttura complessa e farla partire in breve perché si è perso una quindicina d'anni prima è complicato. Però è così non solo a Treviso, è così in tutto il Veneto e quindi queste strutture a regime dovrebbero garantire in maniera migliore, e io ci credo, i servizi. Basta pensare solo all'assistenza domiciliare per gli anziani di cui parlavamo prima. Se un comune ha 2 infermieri e ha 20 anziani, questi 2 infermieri potranno dedicare 2 ore alla settimana a una persona, 3. Se invece c'è una struttura, come dire, complessiva in cui gli infermieri sono tanti, magari facendo sinergia si può aumentare il servizio, a parità di costo, aumentare il servizio per le persone. Ecco, quindi questo è un po' a grandissime linee, tagliandolo, come si usa dire con l'accetta, perché sennò bisognerebbe parlare 2 ore, è il progetto, l'idea, che, o meglio l'idea è la legge, nel senso che non è un progetto. Adesso in regione, mi si dice metà marzo, dovrebbe arrivare, c'è un disegno di legge che è in commissione, dovrebbe arrivare la delibera definitiva che stabilisce qual è la forma giuridica che l'ATS deve prendere, perché per partire ha bisogno di una forma giuridica, non so se sarà azienda speciale, se sarà consorzio, che cosa sarà, e poi nel momento in cui arriverà questa norma, la legge, come per tornare al discorso di prima, lascia tempo 2 anni agli ATS per come dire, costruire il meccanismo di funzionamento insieme ai comuni. Allora, capisco che non si possa fare tutto velocemente, però a noi preoccupa un po' la questione, perché fino adesso, e questo è il punto di criticità su cui stiamo vigilando e monitorando, il rischio è che oggi i servizi sociali sono gestiti in gran parte dalla ASL, che ha la sua struttura. Domani arriva la legge, passano in capo agli ATS, la ASL potrebbe dismetterli, l'ATS non è pronto per farli e chi paga è il cittadino che rimane senza servizi sociali. Ecco, questo è un rischio vero, proprio per i tempi che sono previsti, quindi ci vorranno tutte le garanzie e vedremo di vigilare perché ci siano, perché finché uno non è pronto l'altro continui a fare
il suo, insomma, ecco, cosa che non è così scontata, perché c'è sempre da capire poi chi paga. Esatto, abbiamo un sospetto su questo. Allora chiedo intanto alla regia se può preparare, che magari lo diamo tra poco, perché volevo farvelo commentare, il servizio sui corsi, chiamiamoli di recupero per gli OS, che la Regione ha messo in piedi per cercare di mettere una pezza anche alla mancanza di personale. Nel frattempo che lo troviamo, volevo chiedere a Sara, anche voi cercate di, naturalmente è la vocazione del sindacato, quella di essere vicino naturalmente ai cittadini, c'è uno sportello sociale della CGIL di Treviso dedicato. Sì, noi siamo partiti con questa sperimentazione. Perché? Perché ci siamo accorti che nelle nostre sedi arrivano sempre più soggetti che necessitano di informazioni e generalmente le informazioni che richiedono sono dettate da una situazione spesso molto complicata a casa, perché hanno soggetti fragili, non sanno a chi rivolgersi, come diceva Luigino, si sono trovati magari scoperti perché nella grande burocrazia del nostro paese non si dà, è difficile trovare chi ti dà la risposta, e anche appunto per quello che dicevamo prima, perché poi i comuni sono sempre più in difficoltà dal punto di vista sociale per il discorso che sono comuni piccoli, le risorse sono quelle e non sempre si riesce a far sinergia con i comuni a fianco. Una cosa che infatti stiamo tentando di spingere, e penso che sia oggi anche arrivato i tempi siano maturi per affrontarla, è fare in modo che qualche comune si accorpori, perché più gestione di determinati servizi facilita poi l'utilizzo delle risorse in un modo un po' più efficiente. E quindi in realtà abbiamo messo in piedi questo sportello sociale, lo stiamo sperimentando su Treviso, ma è partito anche ora su altri territori, tra i quali Montebelluna, Castelfranco, partirà su Oderzo, insomma. È uno sportello nella quale si ascoltano le persone in primis, nel senso che la persona si rivolge a noi l'ascoltiamo, capiamo qual è la situazione, si cerca di prendere le priorità delle richieste e di indirizzarla nel modo ai servizi corretti, alle persone corrette, cercando di appunto risolvere un po' alla volta la situazione e accompagnandoli in tutta le burocrazie delle domande e quant'altro. Perché noi non ci rendiamo conto di una cosa, che siamo in un mondo che di tecnologia sta molto parlando, nel senso che si va sempre più nella direzione di rendere autonome le persone a fare la domanda. Abbiamo lo SPID, abbiamo la cartella sanitaria dentro l'applicativo della regione, però ci sono una serie di soggetti che, se non accompagnati in questa digitalizzazione, si perdono perché non riescono, perché magari non hanno gli strumenti, non riescono a utilizzarli nel modo corretto, perché magari hanno i figli distanti, perché i figli per progetti loro di vita sono andati in altro territorio e quindi non sono in grado di aiutarli a fare le domande e quant'altro. L'idea dello sportello sociale è questo: renderci parte attiva a sostegno di queste persone. È complicato perché noi non siamo i soggetti titolati a dare le risposte. Noi abbiamo la conoscenza di dove indirizzarli, però non siamo i soggetti che possono dare le risposte. E quindi ogni tanto vi prendete anche quindi in qualche realtà ramanzina. ci prendiamo questo ruolo con la speranza che nell'accompagnare il soggetto al punto preciso dove poi gli possono dare la risposta, gli possono dare l'aiuto, ci sia poi un ritorno anche nel territorio, perché il nostro ruolo è prettamente sociale. Siamo un'organizzazione sindacale, però siamo un'organizzazione che è ben consapevole di quelle che sono le esigenze sociali del territorio. Ecco, allora a proposito di esigenze, in questo caso magari più sanitarie, ma insomma gli OS sono un po' in tutte le strutture di cura, vediamo questo servizio appunto che abbiamo realizzato ieri, perché proprio a Treviso è stato presentato questo primo corso per recuperare quei corsisti tra gli OS che non erano riusciti a passare l'esame la prima volta, magari per motivi anche abbastanza futili, banali. Sentiamo.
Chi non ha superato l'esame per mancanza di tempo, chi per difficoltà di comprensione della lingua italiana e chi ancora perché lavorando non ha potuto prepararsi adeguatamente. Per la prima volta la Regione del Veneto ha introdotto la possibilità di svolgere sessioni di recupero per i corsisti che non hanno superato la prova di esame di qualifica per diventare operatori sociosanitari. Figura professionale essenziale nel comparto della sanità e dei servizi alla persona di cui il mercato è carente, motivo per cui la Regione ha deciso di cambiare il modello di reclutamento. Per non buttare via il capitale umano, che è la cosa più preziosa. La seconda, perché i corsi di formazione sono tanti, costosi, impegnativi, molte ore, e perché qualcuno può avere fallito per emozione, perché non aveva approfondito una cosa ed un'altra. Allora, per una sola volta, quindi si dà la possibilità di recuperare, una specie di esame di recupero, noi proponiamo questo in modo che quel tanto fabbisogno di mercato del lavoro possa essere assorbito. Un mercato del lavoro in forte difficoltà. Nella Marca sono circa un centinaio le figure professionali che mancano, di più se si estende lo sguardo anche alle RSA, alle comunità e ai lavori di assistenza domiciliare e scolastica. Una carenza che deriva, secondo le cooperative, anche dal fatto che sempre meno persone scelgono di diventare operatori sociosanitari. Credo principalmente per due questioni, uno di tipo economico e speriamo ora anche con il rinnovo contrattuale delle cooperative sociosanitarie che diventi una professione un po' più appetibile, una poi anche per la tipologia di lavoro dove impegna la persona in turnazioni. Le nostre selezioni qualche anno fa vedevano presenti oltre 500 persone per pochi corsi, oggi riusciamo a malapena ad averne 35 per poterne ammettere 30. Dopo aver cambiato il modello di programmazione tra il 2021 e il 2022 si è deciso di prevedere 3 sessioni di recupero all'anno, febbraio, giugno e ottobre, a cui si possono iscrivere i candidati che nei 24 mesi precedenti non hanno superato l'esame di qualifica. All'esame di recupero a cui hanno partecipato 32 candidati, 2/3 hanno superato la prova scritta e orale, ottenendo così il titolo necessario per esercitare la professione. Con la Regione dovremmo far squadra proprio per valorizzare quelle persone che sceglieranno nel loro futuro professionale di fare l'operatore sociosanitario. Ecco, questo genere di strada intrapresa, chi commenta? Io? Vedo Luigino che frigge, ecco. Allora, lungi da me l'idea di dire che la formazione non serve, la formazione serve sempre. Il problema vero è che in parte lo si evinceva, anche se in maniera non proprio limpida dal servizio. Il problema vero è che quando le persone lavorano devono essere retribuite adeguatamente. Il sistema in questo momento delle assistenze, proprio perché è strutturato con fondi risicati dalla Regione, che trasferiscono, lo vedevamo prima, no? Sia dalla Regione che è una vita che stiamo dicendo che le case di riposo vanno finanziate di più, sia dal fatto che il rinnovo dei contratti non è un rinnovo dei contratti veloce, alla fine il lavoro di OS è un lavoro di operatrice sociosanitaria, mettiamolo col proprio nome, è un lavoro pesante e poco retribuito. Basti pensare solo a quel ragionamento che è fermo in Regione da tantissimo tempo sulle case di riposo. Cioè, le case di riposo sono i pub nella grande maggioranza dei casi, a parte quelle private che sono private e restano private, ma quelle pubbliche sono enti di beneficenza e come tali sono alberghi, applicano il contratto degli enti locali, ma soprattutto non possono fare assistenza sanitaria. In tutte le altre regioni d'Italia, salvo forse una, le strutture ricettive delle case di riposo o di soggiorno o i CSA, come centri di servizio per anziani, come li volete chiamare, sono stati trasformati in strutture anche sanitarie e quindi possono avere il loro sistema di infermieri, di OS, eccetera, eccetera. E questi vengono retribuiti con gli stipendi del comparto sanità, che sono più alti. Ora, se io devo andare a lavorare nell'assistenza e ho la prospettiva di essere pagato in un modo, o la prospettiva di essere pagato in un altro, o addirittura in alcuni centri privati di medicina che stanno adesso spuntando come i funghi, di essere pagato ancora di più perché
posso contrattare la mia professionalità, beh, è chiaro qual è la scelta. Quindi il problema vero non è che non ci sono le persone, il problema vero è che bisognerebbe rivedere il sistema sanitario provando a capire se si riesce a finanziarlo di più, magari togliendo qualche finanziamento o qualche trasferimento al privato, anche se convenzionato, ma sempre trasferimento al privato è, e quindi provare a capire se riuscire a rinforzare il sistema sanitario pubblico, che va dalle IPAB, le case di riposo, al sistema sanitario in generale. Quando si dice che per superare le liste d'attesa famose si destinano un certo numero di soldi e questi soldi si fanno convenzioni con le cliniche private, per quanto sia vero che il cittadino spende uguale, ma i soldi pubblici vanno a finanziare il privato che deve fare il profitto. E quindi quando quel cittadino va lì gli verrà proposto anche tutta una serie di altre robe. Se io vado a fare fisioterapia per un ginocchio e so che vado a fare la fisioterapia perché ho l'operazione fissata fra un anno nella struttura pubblica, se vado nella struttura privata quello mi dice guarda, vuoi soffrire un anno o per 5.000 euro vieni qua e te la facciamo noi domani l'operazione? Significa trasferire, adesso è un caso eclatante, ma significa trasferire, come dire, prestazioni e servizi al privato. È vero che per adesso potranno farlo solo quelli che hanno i soldi, però se si fa così e poi si smonta il sistema pubblico, alla fine quando uno sta male fa meno di mangiare ma trova i soldi per curarsi, e il rischio è smontare completamente il sistema pubblico. È un rischio presente, visibile, quindi io vorrei dire che va bene la formazione, va bene tutto, ma visto che stiamo parlando di regione e di finanziamenti, sarebbe bene anche che mettessero qualche volta le mani nel portafoglio per finanziare la sanità pubblica e meno quella privata. Forte e chiaro, come si dice. Siamo verso la chiusura. Sara, parliamo brevemente dei vostri prossimi appuntamenti. Allora abbiamo detto oggi c'è stato naturalmente il presidio per la sicurezza, andiamo verso il mese di marzo che ha altre scadenze sì, marzo interessanti per voi. c'è l'8 marzo, insomma, a noi non ci piace legare le esigenze che ci sono oggi sul discorso del femminile, insomma noi siamo in prima linea tutto l'anno sul pezzo delle donne, della violenza che c'è sulle donne e soprattutto anche sulla partita delle pari opportunità, insomma. Però l'8 marzo è una data che c'è cara per due iniziative che facciamo ormai da anni. Una è quella dello SPI, appunto di andare nelle case di riposo a consegnare le mimose. È un'attività che sembra frivola, in realtà è molto importante perché nelle case di riposo c'è la maggiore situazione di solitudine degli anziani e quindi vederci anche serve per dare significato anche alla giornata, per fare due chiacchiere, per essere vicini insomma a queste persone sole. Dall'altra parte, unitariamente, ci sarà un presidio a Piazza Indipendenza dalle 5:30 di sera fino alle 7, insomma. Lì i temi sono molto più legati alla parte attiva del mondo femminile, quindi al lavoro. Le nostre argomentazioni sono sempre quelle, la parità è necessaria in uno Stato democratico per il riconoscimento di quelli che sono i ruoli e le capacità di ciascuno. Noi pensiamo che le donne possano essere un soggetto pronto non per fare il presidente del governo, insomma. Non è che abbiamo bisogno delle sedie, ma per dare il proprio contributo alla società, sia in un modo concreto, avendo appunto ruoli istituzionali, ma dall'altra parte anche riconoscere quelli che sono i percorsi lavorativi che sono necessari. Oggi siamo maturi per essere una società all'avanguardia, perché è necessario insomma fare questo salto di qualità. Quindi ci sarà questo presidio, vi invitiamo a partecipare. Sarà un venerdì, vedo l'8 marzo quest'anno. L'8 marzo è un venerdì, quindi insomma vi invitiamo a partecipare a dare un segnale che le donne, soprattutto le donne, siamo presenti e vogliamo avere il nostro pezzettino insomma nel mondo, come è giusto che ci spetti. Anche perché già lo occupiamo
venisse riconosciuto, direi ecco, di sì, mettiamola così. Anche per la partita sociale che dicevamo prima. Certo. Allora, grazie a Sara Pasqualin, segretaria dello SPI, grazie a Luigino Tasinato, anche lui segretario dello SPI, per questo contributo, queste riflessioni come sempre per i nostri telespettatori. Allora, io vi devo salutare, la nostra diretta finisce qui, vi ricordo come sempre a seguire il cinema, il film che vi proponiamo oggi, Final Portrait, l'arte di essere amici, americano del 2017, con la regia di Stanley Tucci, che oltre ad essere uno splendido attore evidentemente è anche un ottimo regista. E quindi a me non rimane che salutarvi, ringraziarvi come sempre per l'attenzione, darvi appuntamento ai telegiornali di questa sera e alle prossime occasioni che avremo di discutere con la CGIL. Buongiorno.